L'uomo seduto davanti ai giudici nell'aula del Tribunale di Verona ha la testa rasata. È la prima volta che si mostra così. Ha una profonda cicatrice che parte dalla tempia destra e arriva fino al centro della testa. Il suo avvocato tra poco indicherà quella cicatrice e dirà che è la causa di tutto. Una lesione al lobo frontale in seguito a un incidente in motorino, quando il suo assistito aveva 16 anni. Quella lesione, dice l'avvocato, può aver causato disturbi cognitivi e comportamentali, può aver compromesso le capacità di giudizio e il controllo degli impulsi. Il suo assistito non può essere condannato, dice. Non ha responsabilità, ha agito perché quella lesione ha compromesso la sua capacità di controllare gli impulsi, di capire il disvalore delle sue azioni, di prevederne le conseguenze. L'uomo che viene processato quel giorno a Verona si chiama Gianfranco Stevanin. Ha in quel momento 37 anni. È accusato di aver ucciso 6 donne all'inizio degli anni 90. Gianfranco Stevanin è, secondo la classificazione criminologica, un serial killer. E vedremo come questa definizione è cambiata negli anni, da quando il termine serial killer venne usato per la prima volta negli anni 70 da alcuni profiler dell'FBI. Questa è la sua storia, la storia di Gianfranco Stevanin e di ciò che fece, ma è soprattutto la storia delle sue vittime, molte delle quali donne che si prostituivano, alcune tossicodipendenti, e per questo la loro scomparsa non fece quasi notizia. E così in fondo la loro morte, come se esistessero vittime che meritano di essere raccontate e ricordate, e altre invece meno, o per niente. Ci sono morti e omicidi che sui media hanno più spazio, altri meno. A volte proprio non fanno notizia. Fu così anche in parte per gli omicidi commessi da Donato Bilancia, che uccise in Liguria e Piemonte nel 1997 e nel 1998 17 persone, 9 uomini e 8 donne. Gli omicidi non furono collegati tra loro per molto tempo e il fatto che molte delle vittime fossero donne che si prostituivano relegò la notizia nelle pagine interne dei giornali, fino a che Bilancia non assassinò una donna su un treno, un'infermiera. E allora diventò per i giornali in prima pagina il killer dei treni. Donato Bilancia è stato un assassino seriale italiano e così lo è stato anche Gianfranco Stevanin. L'abbiamo detto, i primi a utilizzare questo termine furono i profiler dell'unità di scienze comportamentali dell'FBI. Erano gli anni metà del 70 del secolo scorso che vennero poi chiamati quelli dell'inizio dell'epidemia. L'epidemia dei serial killer negli Stati Uniti. 3 decenni tra anni 70 e anni 90. 605 serial killer catalogati negli anni 70, 768 negli anni 80, 669 nei 90. Tra loro nomi divenuti celebri: Ted Bundy, Zodiac, John Wayne Gacy, Ed Kemper, Dennis Rader, Aileen Wuornos e tanti altri meno conosciuti, meno raccontati. Allora la definizione di serial killer data dall'FBI era questa: chi uccide 3 o più vittime in luoghi diversi e con un intervallo emotivo, il cooling off time, tra un omicidio e l'altro. Può colpire a caso, scegliere accuratamente le vittime. Spesso ritiene di essere invincibile e pensa che non verrà mai catturato. Negli anni la definizione è cambiata con nuovi studi e nuove statistiche. Le prime valutazioni dell'FBI erano state elaborate su campioni molto ristretti e basate essenzialmente su interviste fatte in carcere a quegli assassini seriali che accettavano di parlare con i profiler. Nel 2005, in un convegno svolto in Texas e a cui hanno partecipato 135 esperti di 10 paesi, la definizione di serial killer è stata ufficialmente cambiata. L'omicidio seriale è l'uccisione illegale di 2 o più vittime da parte dello stesso aggressore o più aggressori, in eventi separati. Almeno 2 uccisioni, quindi. Il criminologo e psicologo Ruben De Luca ha elaborato una categorizzazione più completa analizzando casi di serial killer di tutto il mondo. L'assassino seriale è un soggetto che mette in atto 2 o più azioni separate tra loro, oppure esercita un'influenza psicologica che spinge altre persone a uccidere al suo posto.
Il soggetto deve manifestare una chiara volontà di uccidere indipendentemente dal risultato, morte o sopravvivenza delle vittime. L'intervallo che separa le variazioni può variare da un giorno ad alcuni anni. È solitamente un solitario, ma può agire anche in coppia o in gruppo. Le motivazioni cosiddette superficiali che spingono a uccidere sono varie, ma esiste un'unica motivazione psicopatologica valida per tutti: il bisogno di esercitare potere e controllo sugli altri esseri umani per ottenere una gratificazione personale. Questa è la storia delle indagini che portarono all'arresto di Gianfranco Stevanin, di come lui rispose durante gli interrogatori, alternando non so, non ricordo e mezze confessioni spacciate però per visioni oniriche, cose dette poi ritrattate, racconti improbabili. Per chi conduceva le indagini la ricostruzione dei fatti fu difficile. I periti si divisero e così anche i giudici sullo stato di salute mentale della persona processata, e questo provocò un'alternanza processuale spiazzante. La consapevolezza di ciò che era accaduto in una villa isolata nella campagna veneta emerse lentamente, così come lentamente furono ritrovati i corpi delle persone uccise. Una di quelle vittime è ancora senza nome e rimane il dubbio che non tutto sia stato scoperto. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Questa storia ha due punti d'inizio, distanti tra loro 7 mesi e poco meno di 70 chilometri. C'è un filo che collega quei due punti e quel filo poi si allungherà a unire altri punti fino a disegnare una mappa sul terreno e nella ricostruzione degli investigatori. Il primo punto è a un casello autostradale, quello di Vicenza Ovest, sull'autostrada A4. È la mattina del 16 novembre 1994, mercoledì. È ancora buio, c'è nebbia. Al casello c'è una volante della polizia ferma nello spiazzo subito dopo le casse per il pedaggio. Arriva una Volvo targata Verona, l'auto si ferma, al volante c'è un uomo che si sporge per pagare il pedaggio. In quel momento lo sportello del passeggero si apre di colpo. Una ragazza alta, bionda, si getta fuori dall'auto, cade, si rialza, corre verso l'auto della polizia. Gli agenti scendono. La ragazza urla aiuto, ha una pistola. I poliziotti intimano all'uomo al volante di scendere. Lui obbedisce con calma, è un ragazzo ben vestito, pettinato con cura, molto tranquillo. Uno degli agenti guarda in auto. Sul sedile c'è effettivamente una pistola, ma la gente capisce subito che è una pistola giocattolo. I poliziotti chiedono all'uomo i documenti. Si chiama Gianfranco Stevanin, abita a Torrano, una frazione di Terrazzo in provincia di Verona. Ha 34 anni. Poi gli agenti chiedono alla ragazza che cosa è successo. Lei risponde in un italiano faticoso. Dice in sostanza: mi chiamo Gabriele Musger, ho 28 anni, sono austriaca. Di lavoro faccio la prostituta. Questo signore è un cliente. Mi ha minacciato con quella pistola e con un coltello, mi ha violentato e poi mi ha legato. È un tipo strano, stranissimo, molto violento. Gabriele Musger racconta che l'uomo l'ha avvicinata la sera prima in una strada che da Vicenza porta a Olmo di Creazzo, dicendole che avrebbe voluto fare alcune fotografie nel suo studio. Le ha offerto 500.000 lire.
«Bene, lo studio è verso Verona», ha detto l'uomo, «andiamo». In auto l'uomo inizia a chiederle da quanto tempo è in Italia, se qui ci sono anche i suoi parenti, se a Vicenza conosce tanta gente, se ha con sé i documenti. Sono domande, si capirà poi, che Stevanin faceva abitualmente. Cercava le vittime tra le persone che, se scomparse, non sarebbero state cercate da nessuno. Dice alla ragazza: «Ti do 1 milione di lire se ti fai fotografare nuda». Lei accetta. «Basta che non mi si veda in faccia», dice. L'auto arriva davanti a una villetta isolata con i muri azzurri. Attorno c'è la campagna. Appena entrati, la ragazza chiede di essere pagata in anticipo. L'uomo dice che in quel momento non ha i soldi, che glieli darà un'altra persona quando la riporterà a Vicenza. Dice che è stato il suo capo a commissionare quelle foto, sarà lui a pagarla. La ragazza dice: «Allora riportami subito indietro». L'uomo va in un'altra stanza, quando torna ha in mano un coltello da cucina e la pistola. Porta la ragazza dove c'è una sorta di set fotografico. A terra ci sono delle corde. Le ordina di indossare una tuta blu molto attillata e una collana di bigiotteria. Inizia a fare le fotografie, la fa sedere sulle sue ginocchia e fa altre foto con l'autoscatto. Quindi le dice di spogliarsi. La violenta, poi la lega, scatta altre foto. La ragazza è terrorizzata, comprensibilmente, dice: «Devo andare in bagno». Lui allora la slega e la porta in bagno. Lei chiude la porta a chiave e tenta di aprire la finestra per scappare, però è bloccata. L'uomo allora sfonda la porta, riporta la ragazza nella stanza, scatta altre foto. Poi Gabriele Musger dice: «A casa a Vicenza ho 25 milioni di lire. Se mi porti lì ti do tutto». Stevanin ci pensa. «Va bene», risponde. Poi però cambia idea. Porta Gabriele nella camera dei genitori al piano di sopra. Loro non ci sono fuori per alcuni giorni. L'uomo è indeciso, prima dice ancora «va bene, andiamo», poi ci ripensa «no, meglio di no». Alla fine si decide «va bene, quei soldi sono una bella cosa». Salgono sull'auto, fanno la strada dell'andata in senso opposto, prendono l'autostrada. Stevanin è rilassato, dice alla ragazza: «La settimana prossima ci vediamo ancora. Andiamo a cena fuori». Al casello di Vicenza la ragazza si getta fuori dall'auto. Dopo il fermo, Stevanin viene interrogato. Dice testualmente: «Non è vero niente. Ma davvero pensate che se avessi violentato quella ragazza poi avrei preso l'autostrada per riportarla indietro? Tutte balle. È stato un rapporto consenziente, concordato prima sotto l'aspetto economico», dice. La villa dove è stata portata la ragazza è la casa di famiglia degli Stevanin, a Torrano, una frazione di Terrazzo, da cui dista meno di 2,5 chilometri. I poliziotti ci vanno. Trovano nella camera di Gianfranco Stevanin migliaia di stampe fotografiche che ritraggono moltissime donne, quasi sempre nude, e circa 1000 videocassette pornografiche. Ci sono anche molti rullini ancora da sviluppare. In un mobile Stevanin conserva delle schede, compilate minuziosamente, in cui descrive alcune donne. Allegate alle schede ci sono sacchetti con all'interno capelli e peli pubblici. Ci sono delle corde, su uno scaffale un manuale di anatomia e molti libri di letteratura erotica. Ma soprattutto in camera di Stevanin vengono trovati 2 documenti di identità. Uno appartiene a Claudia Puleio, l'altra a Biljana Pavlovic. Tempo dopo, durante il processo di primo grado, il pubblico ministero dirà che quel materiale avrebbe dovuto portare gli investigatori a maggiori approfondimenti. Dirà il PM: già al momento dell'arresto, il 16 novembre 1994, la disponibilità da parte dell'imputato di una grande quantità di fotografie a soggetto erotico e pornografico, scritti e libri di analogo argomento, indumenti intimi femminili, raccolte di capelli e peli pubblici, ma soprattutto gli effetti personali e i documenti di 2 donne, delle quali si erano perse le tracce, avevano suscitato forti sospetti. Non viene perquisito un cascinale di proprietà degli Stevanin, che si trova a circa 2 chilometri dalla villa. Lui, parlando con i carabinieri, ha detto che lì non c'è niente,
che è diroccato. Dice il giornalista Giacomo Brunoro, che si è occupato a lungo di questa storia. Secondo me si può parlare proprio di modus operandi delle forze dell'ordine in un periodo storico particolare che è il Veneto degli anni 90 e il Nord-Est in generale, che è invaso letteralmente dalle prime migrazioni che arrivano dai resti dell'Unione Sovietica, quindi Romania, dall'Albania, da quella che era ai tempi la Jugoslavia, che poi entrò in quella situazione complicata. E quindi sulle strade c'erano tantissime ragazze che arrivavano da questi paesi in condizioni, oggi lo sappiamo bene, di schiavitù. E per la polizia, forse adesso magari banalizzo, però una ragazza scomparsa non dico che fosse un problema in meno, ma pensavano sarà andata a lavorare in qualche altra zona, cioè non c'era neanche l'interesse, visto che non c'erano familiari, non c'era opinione pubblica che chiedeva di indagare su quelle scomparse. E quindi sicuramente ci fu una sottovalutazione, ma c'era anche un humus culturale che portava a sottovalutare queste scomparse, proprio perché è brutto da dire, ma forse queste ragazze erano considerate cittadini di serie B a tutti gli effetti, non soltanto dalle forze dell'ordine, ma proprio dalla società. E però questo aspetto, secondo me, fa capire anche che Stevanin sceglieva le sue vittime proprio perché sapeva che non sarebbero state cercate. Gabrielle Mouget, che è quella che lo fece arrestare, che per prima sopravvisse, eccetera, disse che lui le aveva chiesto: ma ce l'hai il permesso di soggiorno? Ce l'hai il passaporto? Cioè proprio aveva fatto delle domande specifiche per capire se si trovava di fronte a una prostituta che in qualche modo era radicata nel territorio oppure se invece si trattava di una delle tante ragazze che venivano sfruttate in stato di schiavitù. E quindi oggi sappiamo come funzionano determinate pratiche, quindi le venivano sottratti i documenti, non avevano appigli legali per difendersi e appunto se scomparivano restavano delle ragazze scomparse a cui nessuno interessava molto. E qui magari forse sono io che esagero, probabilmente se si andasse a indagare sulle tante scomparse di giovani prostitute che si sono verificate nel corso degli anni in provincia, ma non solo, scopriremo forse situazioni non piacevoli, ecco, mettiamola così. A proposito di quei documenti, Stevanin dice che conosceva quelle due ragazze, che aveva trascorso con loro alcune serate, che avevano dimenticato i documenti a casa sua e lui li aveva conservati come pegno d'amore. Disse così. Parla anche delle tante fotografie trovate, dice: quelle sono sempre stata la mia passione, prediligo il nudo e il soggetto donna. Ogni fotografia mi ricorda un momento particolare della mia vita. Tutte le volte che le riguardo è come se rivivessi quella circostanza. Fotografare le ragazze o me con loro mi aiutava a creare un clima di complicità e a rompere velocemente il ghiaccio. Claudia Puleio, una delle due ragazze a cui appartengono i documenti trovati a casa di Stevanin, è di Legnago, a pochi chilometri da Terrazzo. Quando scompare ha 29 anni. Ha un bambino, Alessandro, nato nel 1986. È tossicodipendente, si prostituisce. Convive con un uomo. Scompare la sera del 15 gennaio 1994. Dice all'uomo che vive con lei che deve andare a fare delle fotografie. Porta con sé un abito nero. Spiega anche che l'uomo che la fotograferà le ha offerto 1 milione di lire, 1 migliaio di euro rapportato oggi, e 15 scatole di Rohypnol, un forte ansiolitico e sedativo a base di flunitrazepam. È un farmaco cosiddetto ipnoinducente, più banalmente sonnifero. Quella sera Claudia Puleio, che tutti chiamano Chicca, non torna a casa. Nessuno la cerca, a parte la madre che inizia a chiedere in giro. Quella sera alcune ragazze che erano nel giardinetto di fronte alla casa dove viveva la ragazza l'hanno vista salire su un'auto. La madre di Claudia va anche a casa degli Stevanin, sa che sua figlia frequentava ogni tanto Gianfranco. Lui dice che è vero, che quella sera avevano un appuntamento per fare delle fotografie, ma lei non si è presentata. Non so dove sia, dice. Biljana Pavlović è serba.
È andata via di casa a 16 anni e dal 1988 vive in Italia. Ha avuto un figlio che ha affidato a un orfanotrofio prima di lasciare il suo paese. Lavora come cameriera a Rosolina Mare in provincia di Rovigo. Da lì era scomparsa il 18 settembre 1994, lasciando nel monolocale che aveva affittato tutte le sue cose. In casa Stevanin è stato trovato il suo permesso di soggiorno. E questo è l'elemento che più insospettì allora i carabinieri che effettuarono la perquisizione a casa Stevanin. Disse il maresciallo capo dei carabinieri, Claudio Svich, che indagò sul ritrovamento di quei documenti. Soprattutto il discorso della straniera, della Pavlovic Biljana, in quanto in quel periodo furono rinvenuti oltre ai documenti anche il permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno si sa che per una cittadina straniera è una cosa essenziale per potersi muovere nel territorio italiano. Tutto faceva presupporre che questa ragazza si fosse allontanata molto in fretta, senza portarsi con sé degli effetti personali di prima necessità. Quindi questo ci fece pensare che doveva essere successo qualcosa. Dopo la denuncia da parte di Gabriele Musger, i carabinieri si erano informati in paese su Gianfranco Stevanin. È un ragazzo per bene, di una famiglia per bene, dicevano tutti. Ai carabinieri, quelli che conoscono meglio Stevanin, dicono di non credere a Gabriele Musger, che probabilmente quella ragazza voleva solo soldi in più. Gianfranco Stevanin viene processato, chiede e ottiene il rito abbreviato. Viene dichiarato colpevole di sequestro di persone e violenza sessuale e condannato a 3 anni e 4 mesi di detenzione. In carcere ha già trascorso 7 mesi. Il suo avvocato presenta richiesta perché gli vengano concessi gli arresti domiciliari. I giudici accolgono la richiesta. È il 3 luglio 1995. I documenti sono pronti. Stevanin sta per lasciare il carcere. Poi però succede qualcosa. Ed è l'altro punto che unisce il primo filo di questa storia. Ecco come ricordò quella mattina in un documentario di Discovery Channel l'allora sostituta procuratrice di Verona Maria Grazia Umboni, che la mattina del 3 luglio 1995 era di turno in procura. Ero di turno alla Procura di Verona e arriva la segnalazione del ritrovamento di un sacco contenente presumibilmente delle parti di cadavere. In quella zona, in quell'area poco distante, c'è il cascinale di Gianfranco Stevanin. Il sospetto è che potesse essere collegato alla scomparsa di Claudia Pulejo e Biljana Pavlovic, i cui documenti erano stati trovati nella perquisizione a seguito dell'arresto di Gianfranco Stevanin. Quella mattina un contadino sta liberando dalle erbacce una parte di terreno di un campo di soia di proprietà della famiglia Stevanin. A un certo punto la falce si blocca contro un sacco chiuso da un laccio. Il contadino apre il sacco. Dentro ce n'è un altro di plastica, con la scritta Noci californiane. Lo apre, si sente male. Poi corre a casa e chiama i carabinieri. Dentro il sacco c'è un busto. È il busto di una donna. Non ci sono la testa, le gambe e le braccia. All'interno del sacco ci sono anche 2 mattoni, evidentemente per appesantirlo. Il ritrovamento è avvenuto a circa 1,5 chilometri di distanza da dove si trova la villa della famiglia Stevanin. Quando in procura arriva la notizia, Maria Grazia Umboni, sostituta procuratrice a Verona, collega il nome di Stevanin a quell'uomo a cui sono stati concessi, con decorrenza proprio quel giorno, gli arresti domiciliari. La magistrata chiede che il provvedimento venga bloccato. Stevanin viene interrogato il giorno dopo. Dice di non sapere nulla di quella storia, che non ha idea di chi siano quei resti né di come siano finiti lì. Spiega che le proprietà della sua famiglia sono molte, chiunque può entrarci. Quei resti può averli seppelliti lì chiunque. L'autopsia stabilisce che il corpo appartiene a una donna di età apparentemente tra i 17 e i 25 anni, statura tra i 144 e i 166 centimetri.
Secondo il medico legale, il busto potrebbe appartenere a una donna di origine asiatica, ma è solo una ipotesi, dovuta alla corporatura minuta. Causa della morte? Impossibile stabilirlo, visto che mancano la testa e gli arti. È impossibile giungere a una identificazione. I sospetti degli inquirenti sono forti. Ci sono quei resti rinvenuti in un campo e poi ci sono i documenti trovati nella camera di Stevanin. Nel 1995 le indagini giudiziarie avevano iniziato ad avvalersi dell'esame del DNA. Grazie alla madre di Claudia Pulejo e a oggetti trovati nel bagno della casa dove abitava Biljana Pavlović, è possibile confrontare il loro DNA con quello della donna i cui resti sono stati rinvenuti il 3 luglio. Non c'è nessuna corrispondenza. Quel corpo non appartiene a una delle 2 donne di cui Stevanin aveva i documenti. La famiglia Stevanin ha una buona solidità economica. Possiede 30 ettari di terra. Il padre di Gianfranco, Giuseppe, ha lavorato tutta la vita nei campi. La madre Noemi si è sempre occupata della casa e del suo unico figlio. È molto religiosa, attiva nella vita della chiesa del paese. Gianfranco Stevanin è nato il 2 ottobre 1960. A 4 anni viene mandato in collegio dai salesiani a Brescia. La madre in quel periodo è incinta, sta male. Avrà poi un aborto spontaneo. Gianfranco torna a Terrazzo per i primi 2 anni di scuola elementare e poi di nuovo in collegio fino al primo anno delle superiori. Viene bocciato e torna definitivamente a Terrazzo. Si iscrive all'Istituto Tecnico di Legnago per diventare perito elettronico. I professori dicono di lui che è introverso e tranquillo, unico sgarro, lo trovano spesso in bagno a fumare. Gli amici lo considerano divertente, dicono però che racconta un sacco di balle. Si inventa avventure romantiche e poi si è messo in testa di diventare una rock star. Dice di aver conosciuto i Deep Purple a Verona, che lo porteranno con loro a suonare, che Ian Gillan ha promesso che lo verrà a trovare a Terrazzo. La madre con lui è protettiva, sempre attenta, lo riempie di domande su cosa fa, chi frequenta, chi vede. Del rapporto con la madre parlerà molto Stevanin con gli psichiatri dopo l'arresto. Dice ancora Giacomo Brunoro. Veniva da una famiglia benestante, quindi non lavorava, aveva anche molto tempo libero e era, diciamo, un po' a metà tra quel ragazzo con cui tutti scherzano, che tutti prendono in giro, però all'interno di un ambiente che oggi definiremo non tossico, cioè non era un bullismo negativo. Poi lui era quello che raccontava di aver incontrato, che ne so, i Deep Purple al bar prima del loro concerto a Verona, e che si era fatto le foto con loro, aveva chiacchierato con loro. Quindi anche lui, non a caso veniva soprannominato Elvis in paese perché aveva questa mania del ciuffo, eccetera. Però era un ragazzo normale, apparentemente normale. In tutto ciò, secondo me, l'aspetto più inquietante è quello di Noemi Stevanin, la madre di Stevanin, che lo ha sempre difeso, che è stata con lui, e è curioso vedere come lui abbia iniziato a tornare a esporsi pubblicamente soltanto dopo la morte della madre. Ha rilasciato delle interviste, è stato contattato dai media, come se ci fosse quest'ombra di questa donna che sapeva, non sapeva, questo non lo possiamo dire, però che aveva un'influenza pesantissima su di lui, perché appunto il suo avvocato racconta un dato particolare che fa capire anche l'attitudine nei confronti della madre. Lui era sempre in tuta durante i colloqui con gli avvocati. Un giorno si alzò e disse: devo andare a cambiarmi perché viene in visita mia mamma. E tornò poco dopo in giacca e cravatta, perché davanti alla madre lui doveva sempre essere presentabile, pur essendo in carcere. Quindi questo la dice lunga anche sulla forma di controllo che questa donna aveva su Stevanin. Nell'autunno del 1976 la vita di Gianfranco Stevanin cambia. Il padre gli ha regalato un motorino. Una sera sta tornando a casa lungo una strada di campagna. Si scontra violentemente con una moto che procede nell'altro senso. Era buio, l'altra moto viaggiava a fari spenti. Stevanin non l'aveva vista. Vola in aria, ricade battendo pesantemente la testa contro un basamento di cemento sull'argine del fiume. Non aveva il casco, allora non era obbligatorio per i ciclomotori. Rimane in coma per alcuni giorni.
Quando si sveglia ha perso il senso dell'olfatto. Da quel giorno avrà mal di testa insopportabili. La cartella clinica parla di lesione bilaterale dei lobi frontali e delle vie nervose collegate al sistema limbico. Da quel giorno soffrirà anche di crisi epilettiche. Si parlerà molto di quell'incidente e di quella cartella clinica durante i processi. Stevanin, a causa dell'incidente, prenderà farmaci contro l'epilessia. Dirà anche che da allora sentiva di avere i riflessi rallentati. Lascia la scuola, non riesce a concentrarsi e le emicranie sono debilitanti. Aiuta il padre e i suoi dipendenti nei terreni di famiglia, ma i lavori pesanti lo stremano subito. Cresce comunque alto e apparentemente forte. Ama indossare camicie sgargianti, ha un'ossessione per la pettinatura, cura moltissimo il suo ciuffo. In paese lo chiamano Elvis. Passa al bar della piazza almeno 3 volte al giorno. Il cappuccino, il caffè dopo pranzo, l'aperitivo la sera. Si fidanza con una ragazza che si chiama Maria Amelia. Lui la descriverà come una sorta di donna angelicata. Maria Amelia non piace alla madre. Stevanin la lascia, ma dirà, continua a pensare a lei. Ecco cosa disse lo stesso Stevanin, intervistato in carcere per il documentario di Discovery Channel. La mia vita sarebbe stata totalmente diversa se il rapporto fosse continuato e si fosse sviluppato. Da quella, non dico delusione, ma comunque da quel punto lì in poi ho deviato più verso il sesso con tutto quello che ne consegue. Io puntavo tutto sul discorso sesso, sul piacere fisico. Ha qualche nuova passione. La fotografia e le riviste pornografiche. Ne compra decine. Inizia a girare a lungo in auto, frequenta ragazze che si prostituiscono, spesso le porta a casa e le fotografa nude. Dirà anche che a volte si ritrovava in auto in dei posti senza sapere come c'era arrivato. Fotografa anche se stesso. Fa dei fotomontaggi. Ritaglia il suo volto e lo incolla sopra il corpo di John Holmes, celebre attore porno americano. Poi mostra orgoglioso le foto alle ragazze che porta a casa. La madre cerca di controllarlo, ma lui si chiude sempre in camera. Ha oscurato la serratura con del nastro adesivo perché lei non possa guardare dentro. Così Stevanin parla della madre. Ho vissuto in una famiglia meravigliosa, a dir poco, e quindi l'affetto non mi è mai mancato. Ho un'idea meravigliosa di mia madre, un ricordo meraviglioso. Iperprotettivo l'ho sempre stata e sono tuttora di quell'idea, ma d'altronde lo facevo per quello che pensava essere il mio bene. Come gli si può dar torto? Stevanin ha anche qualche precedente penale. Pochi anni prima dell'aggressione a Gabriele Musger ha minacciato 2 ragazze e 2 sorelle con una pistola a scacciacani. È stato denunciato per rapina perché sempre con la pistola a scacciacani ha minacciato una ragazza e le ha portato via una spilla. Ha poi inscenato un grottesco finto rapimento per estorcere denaro ai genitori. Nel 1989, durante un controllo della polizia, sono stati trovati nella sua auto una pistola a scacciacani, coltelli, un vibratore e una targa rubata. Una donna di Verona, Maria Luisa Mezzari, l'ha anche denunciato. La donna, che si prostituisce, ha dichiarato ai carabinieri che Stevanin l'ha condotta in un casolare e poi la voleva trattenere lì a forza, minacciandola con una pistola. L'aveva lasciata andare solo quando lei gli aveva detto di essere sieropositiva. Nel 1998 Stevanin sarà riconosciuto colpevole anche di stupro e sequestro ai danni di Mezzari. Ma torniamo al luglio del 1995. Gianfranco Stevanin è in custodia cautelare nella casa circondariale di Montorio a Verona. La decisione sulla concessione degli arresti domiciliari è stata revocata dopo la scoperta dei resti del corpo di una donna, trovati in un terreno di proprietà della sua famiglia. Quindi c'è un corpo e ci sono 2 donne scomparse di cui Stevanin aveva i documenti. E poi ci sono i feticci, peli pubblici e capelli. Insomma, i sospetti sono ovvi, scontati. Manca però qualsiasi prova, anche se tutto fa pensare agli inquirenti che la storia non sia come la racconta Stevanin.
Ma appunto per ora sono supposizioni. Viene interrogato più volte. Continua a dire che non ha ucciso quella donna, che non ha idea di chi sia e di come i suoi resti siano finiti in un campo della sua famiglia. Durante un interrogatorio ipotizza che qualcuno abbia sepolto quel busto di donna nel terreno di proprietà della sua famiglia proprio per dare la colpa a lui e che la stessa persona abbia lasciato la biancheria da donne e altri indizi in casa, sempre allo stesso scopo. La magistrata Maria Grazia Omboni ha intanto disposto che vengano perquisite tutte le proprietà degli Stevanin, tra cui anche il vecchio cascinale, quello che lo stesso Stevanin aveva descritto come diroccato e inutilizzato ormai da tanto tempo. All'interno, i carabinieri trovano più o meno le stesse cose rinvenute nella casa di famiglia. Ci sono oggetti per il piacere sessuale, corde, altre schede che descrivono donne, biancheria femminile. Di quelle schede Stevanin dice: delle ragazze che conoscevo e non solo quelle con cui avevo rapporti sessuali, compilavo una scheda sulla quale registravo nome, cognome, indirizzo, peso, girovita, misure del seno, dei fianchi, misura delle scarpe, colore degli occhi e dei capelli. Insomma, tutto quello che poteva essere necessario ricordare di una determinata ragazza, anche solo leggendo la scheda. Di ognuna scrivevo le attitudini, la disponibilità per il tipo di servizio fotografico, le prestazioni sessuali. Non ho inventato nessuna scheda, le donne descritte le ho conosciute tutte. In quel periodo pensavo solo al sesso. Nella cascina vengono trovati anche coltelli, taglierini, rasoi, buste con capelli e peli pubici. Ci sono quelle che sembrano macchie di sangue. E in bagno vengono notati dei mattoni uguali ad alcuni trovati nella buca dove era stato sepolto il busto della donna. E sempre nella cascina vengono rinvenuti anche alcuni sacchi di noci californiane, lo stesso tipo di sacco che avvolgeva quel busto. È una conferma ulteriore. Adesso gli indizi sono importanti. Gianfranco Stevanin viene indagato per omicidio. Raccontò Bruno Fera, luogotenente dei Carabinieri. Abbiamo chiesto e ottenuto la perquisizione presso il cascinale di Gianfranco Stevanin. C'era un bagno costruito con mattoni pieni di vecchia manifattura uguali a quelli trovati insieme al cadavere. Troviamo dei sacchi di plastica contenenti in origine delle noci californiane uguali al sacco che conteneva il tronco di cadavere. In una camera da letto abbiamo trovato degli schizzi di sangue sulla parete e su alcuni pezzi di carta che erano sul pavimento. Tra le foto che vengono trovate nel casale ce ne sono alcune di una ragazza asiatica. Gli inquirenti ipotizzano che appartengano a lei i resti ritrovati. Stevanin dice che non ha mai avuto contatti con ragazze di origine asiatica, se non, dice, con qualche cameriera mentre ero a cena in un ristorante cinese. I carabinieri e la sostituta procuratrice che indagano sono convinti che Stevanin abbia ucciso quella donna e che poi abbia sepolto il corpo nel suo terreno. Dispongono così che vengano perlustrati tutti i terreni per cercare le altre parti del corpo della donna che pensano Stevanin abbia sepolto nei dintorni. E poi ci sono i documenti delle altre due ragazze. Il sospetto forte è che anche loro siano state uccise e sepolte. I campi che appartengono alla famiglia sono però vasti, è un lavoro lungo, faticoso. Arrivano le ruspe, i movimenti in quei terreni vengono ovviamente notati e la notizia del ritrovamento del corpo, meglio di una parte del corpo, si è diffusa. Sui giornali compaiono le consuete definizioni di cascina degli orrori e di mostro di terrazzo. I titoli sono Il mostro del podere accanto, un mostro di nome Stevanin, con il punto di domanda, ricco, bello e bugiardo, anche assassino, sempre con il punto di domanda. Ne parlò lo stesso Stevanin. Secondo lei come la si può prendere quando sulla stampa, sui giornali, sulle riviste, vedi scritto mostro di terrazzo, e sapendo che è riferito a me? Ero arrabbiato, sostenevo il fatto che si stesse prendendo con una persona innocente perché io tale mi sentivo,
Lui intanto è collaborativo con la magistrata e i carabinieri che lo interrogano. Continua però a negare qualsiasi responsabilità. Inizia a dire che nei suoi campi alcuni ragazzi si ritrovavano per fare delle messe nere. Dice che era stato lui stesso a dare il permesso. Vengono fatti accertamenti. Non si trova nessun riscontro a questa storia. I campi degli Stevanin, come abbiamo detto, sono vasti. Oggi la botanica forense si è molto evoluta. Viene studiata la vegetazione nelle zone di ricerca. La presenza di un cadavere modifica infatti le concentrazioni di nutrienti nel suolo che a loro volta influenzano le piante circostanti. In sostanza l'azoto rilasciato da un corpo in decomposizione, specialmente in estate, può causare cambiamenti nel colore e nella riflettanza, cioè la capacità di riflettere parte della luce incidente delle foglie. L'utilizzo dei droni nello studio dall'alto dei terreni è ormai prassi comune nelle indagini scientifiche, così come è consolidato l'utilizzo del georadar, che invia onde elettromagnetiche nel sottosuolo e ne analizza la riflessione. In sostanza, le onde penetrano nel terreno e individuano le variazioni. Il georadar viene per esempio utilizzato per l'individuazione di ordini bellici, ma anche di cadaveri. Nel 1995 si procedette con le ricerche utilizzando RUSP che però, per forza di cose, operavano con prudenza e attenzione. Ci vuole molto tempo. Si va avanti così per giorni, poi succede qualcosa. La mattina di domenica 12 novembre 1995 un cugino di Stevanin telefona ai carabinieri. Dice che arando un campo adiacente alla cascina ha intravisto un grosso pacco, così lo descrisse, che usciva dal terreno arato e poi era tornato sotto le zolle. I carabinieri raggiungono il luogo indicato. Si tratta in effetti di un pacco. All'interno c'è il cadavere di una donna, piegato, ha un sacchetto di celofan sul volto ed è legato. I corpi trovati nei campi adesso sono 2. Lo spettacolo che si è presentato davanti ai carabinieri di Verona è stato orribile. Il cadavere di una donna in stato di saponificazione in un terreno di proprietà dell'agricoltore di Terrazzo Veronese Gianfranco Stevanin. Il DNA prelevato dal secondo corpo viene comparato con il DNA delle 2 ragazze i cui documenti erano stati trovati in casa di Stevanin. Il risultato arriva dopo 3 settimane. Il secondo corpo ritrovato è quello di Biljana Pavlović. Intanto i carabinieri hanno sviluppato un rullino fotografico trovato nella cascina. Ci sono foto, anche queste di ragazze. In 3 scatti c'è una ragazza sdraiata su un tavolo. Sembra morta. Avete ascoltato la prima parte di indagini sugli omicidi commessi da Gianfranco Stevanin. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.